Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo della mascherina, parleremo ancora di rituali propiziatori, perché mi sono reso conto che ultimamente alcuni miei clienti o anche persone che mi contattano per avere informazioni non hanno ben, come si suol dire, non hanno ben chiaro certe visioni, no? Certe dinamiche magiche, e quindi il vostro Marietto, parlando anche con Hildegarda, ha pensato bene di fare questo video. Però prima di iniziare vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda, del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, ed eventualmente anche al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo e l'entrata è gratis. E se in questo momento vi scappa anche un super like, è ben accettato. Bene, cari amici, vediamo un po' questo discorso, perché purtroppo quando una persona si rivolge a un operatore esoterico, che sia Hildegarda, Marietto Veneziano o altri, succede che molto probabilmente è alla frutta, cioè praticamente ha cercato tutte le strade possibili e immaginabili e alla fine si è reso conto che l'unica soluzione è la via magica. Però il problema che cos'è? Il problema è che purtroppo quando arrivano, o per via del karma, o per via di loro situazioni, errori di valutazione, o per via che sono entrati in un'egregora molto negativa, purtroppo arrivano che sono alla frutta. E quindi cosa succede? Succede che c'è tutto da rimettere a posto. E miracoli, voi sapete, non se ne fanno, e allora bisogna operare di fino, bisogna in un certo senso cercare di tirare fuori il cliente da questa situazione che magari lo ha tenuto in un certo senso bloccato per magari parecchi anni. E quindi bisogna subito far capire alla persona che ci contatta che la situazione non è facile. Non è facile, come si suol dire, da sbrigliare in poco tempo. Cioè non si può pensare ad andare da un operatore e pensare che abbia la bacchetta magica che in tic tac lo toglie da problemi magari che lo perseguitano da parecchi anni, in cui è entrato a gamba tesa e non riesce più a uscire. Quindi le vie più semplici, più facili, in un certo senso sono anche però le vie anche più onerose e costose, perché bisogna iniziare prima di tutto a ripulirlo a livello energetico con un rituale forte, radionico e magico magari, e chiaramente questi hanno dei costi. Certamente qui si contatta un operatore, ve l'ho detto, è in queste situazioni veramente messo male. Ci sono invece quegli altri, e c'è una piccola fetta che nettamente, voglio dire, non più sveglia, ma diciamo più attenta, che è partita invece quando stava realmente meglio o stava bene e diceva voglio mantenere il mio standard di qualità di vita, ed è quindi è partita con un metro di vantaggio, e cioè al posto di iniziare a piangere è iniziato invece quando stava bene. E quindi cosa ha creato? Ha creato una vita energetica propositiva che, al posto di farlo stagnare in situazioni negative, l'ha in un certo senso spinto sempre più su ed a avere successo. Queste cose le hanno sempre fatte i re, i principi, gli imperatori, i papi, no? Tutti quelli che erano al comando. Quando erano al comando, appunto, hanno sempre cercato di mantenere il loro standard. Purtroppo la gente comune queste cose non le sa. Oggigiorno questo sistema di, come si dice, propiziazione benefica lo fanno le banche, le multinazionali, le società di investimenti, cioè tutto quel settore che, sebbene alla luce del sole sembra immacolato, tra virgolette, o che fa le cose a livello materiale, ma dietro le quinte ci sono ad esempio case editrici. Ce n'è una ad esempio in Italia molto potente come casa editrice, che ha una schiera di maghi che lavorano sotto il comando di una donna, che è la figlia di un famoso politico italiano, imprenditore italiano, che lavorano costantemente, dico costantemente, tutti i santi giorni per propiziare beneficamente e propositivamente la sua attività e l'attività di suo padre, anche in politica. Quindi cosa vuol dire questo? Che se lo fanno questi, che sembrano dei mostri sacri a livello materiale, dovrebbero farlo anche quelli che magari stentano un pochettino.
Purtroppo, come ho già detto in altre pillole, nei tempi passati la Chiesa di Stato ha arrangiato via con la caccia alle streghe certe conoscenze e molte persone non sanno più che esiste questa regola ferrea di cercare di propiziare sempre in senso positivo il proprio anno, il proprio mese, la propria vita. Se no succede che quando uno entra in un'egregola negativa oppure in un posto negativo, tutto va male, no? Allora si cerca con pochi euro di risolvere la situazione, ma non è così che funziona, non è così che funziona. Funziona invece nel senso che bisogna subito, quando si sta bene, creare soluzioni positive, situazioni e riti positivi, lavorare in quella direzione. Se non si è capace si può contattare un operatore di fiducia e farseli fare. Chiaramente che differenza c'è fra un operatore di fiducia e uno che si inventa le cose perché compra rituali già fatti su internet? Allora, prima di tutto, a parte le competenze, le conoscenze, le abilità, l'anima, la qualità dell'anima, c'è anche il campo magnetico della persona. Quando una persona, un operatore esoterico, continua a operare, si crea intorno a sé un certo campo magnetico che è dato dalla sua aura, che chiaramente ha una qualità superiore a una persona che si improvvisa operatore di se stesso, e quindi chiaramente i risultati sono nettamente diversi, duraturi e potenti. Quindi, tra l'altro, voglio dire una cosa, che non tutti gli operatori poi fanno riti propiziatori. Ci sono quelli che li fanno e quelli che invece magari sono dei negromanti e fanno solamente cose di magia nera. Poi ci sono quelli di magia bianca e poi ci sono quelli più potenti che sono i maghi rossi, detti maghi rossi, che fanno sia bianco che nero per il semplice fatto che hanno queste capacità e competenze. Chiaramente in alcuni momenti non si può fare solo riti operativi propiziatori, ci vuole magari qualche cosa tipo la dagida, ma la dagida deve essere sempre utilizzata come ultimo ratio quando effettivamente la situazione è ai ferri corti. Quindi, cari amici, un consiglio del vostro Marietto: se potete, fatevi fare sempre da un bravo operatore un rito propiziatorio magari di un anno, cioè nel senso che vi copra l'anno. Se avete un'attività professionale che in questo momento sta andando molto bene, è la volta buona di farselo fare anche per l'anno prossimo, perché non dovete pensare che se va bene oggi andrà bene anche domani, perché ho visto cadere mostri sacri, e io avevo anche preannunciato, ma loro non ci credevano. Ho visto cadere industrie da 500 dipendenti come Fuscellini perché non avevano ascoltato il vostro Marietto. Lo prendevano come un visionario e alla fine poi sono venuti a chiedermi di aiutarli, ma io sono mica Gesù Cristo, io ve le dico le cose, ma se non le ascoltate il vostro Marietto non posso farci niente. Poi quando i buoi sono scappati è difficile andarli a prendere, e 500 persone adesso sono a casa a sbalzo che non sanno più dove piangere perché sono messi in una situazione veramente disastrosa, e lì non c'è più niente da fare. Ormai il loro karma, non hanno seguito il vostro Marietto, si è adempiuto e via, basta, è finita per loro. Comunque ritorniamo su questo discorso che ci tengo. Voglio dirvi che se vi andate a informare da un operatore, un bravo operatore, dovete anche sempre tenere in considerazione che non tutti i riti operativi sono uguali. C'è quello di Horus, ci sono i riti egiziani, ci sono i riti caldei, i riti ebraici, ci sono anche i riti ad esempio siciliani, ci sono i riti romeni, ci sono vari riti operativi, no? E a dipendenza del vostro operatore come pensa e come ha visto per voi la possibilità, ve li può proporre. Chiaramente, vi ripeto, l'operatore deve essere di qualità, deve essere di un'anima molto potente che lavori nella direzione giusta. Poi vi dico un'altra cosa: ci sono riti operativi che durano mesi, ci sono riti operativi propiziatori che durano anche un anno, cioè una ditta, una società, una persona, un avvocato, un dottore si fa fare questo rito e ogni mese l'operatore per un anno intero continuerà ogni mese, un giorno nel mese, ad esempio, a fare un rito
operativo per quell'avvocato, per quel dottore, per quel dipendente, maestro, professore. Questo perché? Perché il rito diventa sempre più forte se viene fatto più volte. Perché i nemici sono tanti, i nemici a livello eterico, astrale, sono molti. Ecco, solo per dire che ci sono anche riti che durano un anno intero. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di averlo ascoltato. Se avete bisogno di un rito operativo, sapete che avete la vostra legata, il vostro Marietto veneziano, non esitate a contattarci e a chiederci un preventivo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!